Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Commendone Veneziano. Oggi purtroppo sono senza voce, mi dispiace ma cioè, per due motivi purtroppo. Il primo è che sono un coglione, sono andato fuori senza sciarpe, mi sono preso una botta di freddo. E la seconda è per il Milan che ieri veramente mi ha fatto dannare perché non è possibile. Cioè, come al solito vinciamo 4-0, 4-1 l'andata e il ritorno rischiamo di andare fuori, quindi vabbè. Non ho parole, comunque dai, il mio primo blog, ho raggiunto i 1000 iscritti, sono super felice, cioè non l'avrei mai pensato e quindi insomma volevo partire con intanto, ecco la prima cosa che avevo già anticipato nel video con Sub di Fly, volevo veramente spendere due parole per Saburo24 e Piero86, cioè ora intanto Sub, cioè, sei un ladro, però sei anche un grande. Cioè, abbiamo cominciato con Italians Game Channel e già i tuoi video erano meravigliosi. E mi hai insegnato a me tutto, tutti i trucchetti del mestiere, perché io veramente non sapevo fare un cazzo. E poi con Solo PC Game la consacrazione. E adesso con Born to Play 24 il mito, cioè veramente dal punto di vista di YouTube sei un fenomeno, però dal punto di vista umano e personale ancora di più. Non avrei mai pensato su Steam di trovare persone così. Io ho parecchi amici anche al di fuori che magari mi sono conosciuti in montagna, di qua, di là, quindi comunque ho sempre rapporti anche tramite Facebook, robe così. Però conoscere una persona tramite online e o chat o quello che è, instaurare un rapporto del genere è incredibile secondo me, perché comunque oltre ai giochi ci sono tante altre cose, parliamo dal discorso più stupido a quello più serio e importante, quindi è un rapporto incredibile, devo ringraziarti anche se sono arrivati ai 1000 iscritti, gran parte del merito è tuo. E dopo c'è la Piada. Allora, Piada, cioè, che con te veramente le stesse cose che ho detto per il Sab le posso dire anche per te. Cioè, abbiamo creato un rapporto incredibile, adesso spero o sabato o domenica magari ci becchiamo anche qua a Venezia e andiamo e ci andiamo a mangiare qualcosa insieme. E veramente, cioè, io sono dell'idea che non bisogna avere dei preconcetti o delle chiusure. A volte, se hai fortuna, puoi incontrare su chat, su ste robe qua, anche persone valide, cioè non per forza incontri bimbi minchia o deficienti. Io ho avuto sta fortuna e spero anche voi. Parlo del Sab e della Piada, e quindi ecco, non bisogna mai togliersi nessuna possibilità. A volte puoi incontrare veramente delle belle persone anche per caso. E comunque ringrazio anche te per il canale perché mi hai dato dei consigli, anche se alla fine hai fatto il canale dopo di me, però mi ha dato quella grinta in più per migliorare il canale con i commenti e con tutto. E anche tu dal punto di vista umano, cioè, addirittura in dei momenti di difficoltà mi sei stato vicino e non l'avrei mai detto, ecco, da una persona che comunque conosco da poco tempo, quindi grande anche il Piada. Per adesso ragazzi, basta con queste cose che mi viene quasi da piangere, sono commosso e parliamo parliamo del primo argomento di questo blog. Allora, come potete vedere dal titolo, cioè, è un titolo un po' così, però io ho coniato questa frase per un motivo. Allora, no girl, no pussy, only PC è dedicato a tutti quei cazzoni di bimbo minchia che giocano a Shogun. Cioè, fioi, non è possibile. Allora, si mettono a camperare, usano arcieri a cavallo a manetta e cavalleria e magari l'altro, se siamo in 2 contro 2, si mette solo lancieri e non so che cos'altro. Cioè io, se io capisco la tattica, bisogna vincere queste robe qua, però è anche bello divertirsi con partite comunque combattute e equilibrate. Cioè se uno gioca così veramente ti cadono le balle. Cioè una volta ho aspettato 10 ore perché lui era su una collina e io ho detto ascolta dai, sì, in un inglese un po' maccheronico.
dai, vieni giù e giochiamocela ad armi pari, o comunque magari stai un po' sulla collina, vengo io, però no, proprio in cima che devo farmi 50 km, niente, l'obiettivo è vincere, non vivo se non riesco a vincere su Shogun, cioè proprio un coglionazzo. Cioè, ecco, io sono andato, ho perso chiaramente, però cioè, che divertimento è, ragazzi. E ho questi ogni volta e Sab muore, quando Sab legge sta cosa in chat su Shogun muore, gli scrivo no girl, no pussy, only PC, che vuol dire in italiano nessuna ragazza, niente figa, solo PC, perché sti qua veramente, cioè, vivono il loro unico desiderio è vincere a Shogun o comunque al computer, cioè il resto non conta, c'è lavoro, no, niente, quello. E quelli sono dei bimbo minchia che io non sopporto, cioè preferisco perdere umiliato in maniera normale, lui rimane con tutte le unità, io a zero, però almeno ho perso con un grande giocatore e basta. Cioè, Fiori, veramente una rottura di palle infinita. Madonna, che voce che ho, veramente. Voce sexy. E così, ecco, diciamo che, visto che è il primo vlog, ho voluto mettere, ecco, i ringraziamenti e tutto, e sta piccolo argomento, che insomma non è neanche un argomento, alla fine è più uno sfogo perché mi sono rotto le balle. Cioè, ormai giocare a Shogun è impossibile, cioè, su 10 giocatori, 8 sono così, per fortuna, insomma, non sono più un super nabbo come prima e comunque riesco a vincere, però non mi diverto, cioè, io spero che sul prossimo Shogun non ci sia più questa possibilità, ecco, perché soprattutto le 2 contro 2 sono impossibili da giocare classificate, perché trovi sempre sta gente che rompe le balle. Cioè, scappano, rientrano, scappano, costieri a cavallo, arcieri a cavallo, proprio una cosa impressionante. Bene, dopo sta cosa, raga, volevo dire che adesso andrò a creare una pagina di Facebook anch'io. E sì, così tanto per, visto che Sab mi ha consigliato di fare sta cosa, che comunque è una cosa buona per il canale, e io ho anche un forum su Forum Free, dove praticamente con i miei amici, parlo qua di amici o di Venezia o comunque di Bologna, Parma, Milano, comunque gente che ho conosciuto dal vivo o in vacanza o comunque qua, e faccio il fantacalcio, diciamo, col mio forum, siamo in 24 giocatori e ho creato questo fantacalcio ancora dal 2009, mi pare, 2008, e facciamo sta cosa. Adesso nel prossimo anno io pensavo di estendere la cosa in maniera massiccia e chi ha voglia di fare un fantacalcio con noi si può iscrivere al mio forum, ecco, perché volevamo proprio fare un campionato grandissimo con tantissime squadre, visto che facciamo sia Champions che campionato e estenderlo veramente a tante squadre. Adesso siamo in 24, siamo partiti ancora nel 2009 con 10 giocatori, poi 12, 14, ma si può arrivare a qualsiasi numero, cioè più siamo meglio è. E anche là siamo una combriccola di cazzoni che insomma ci divertiamo e tutto. Stanno per me purtroppo è una merda perché ho puntato su giocatori che non hanno fatto un cavolo. Poi quando ho fatto il mercato invernale ho comprato altri giocatori che fatalità, appena li ho comprati ma sono calati. Vedi Jovetic, Marchisio e robe così. Quindi adesso metto i link sotto la descrizione del video, metto tutti i link, quello della pagina Facebook, guarda, quello del forum aspetto ancora, perché comunque adesso stiamo finendo la stagione, dopo voglio migliorarlo, per cui parto dal prossimo anno. Quindi vediamo, non so se metto il link. Però ecco, così insomma. Bene, non so che cazzo dire, qua bello il mio avatar, guarda che figo, il Dodge veneziano. E niente, adesso devo anche cominciare a registrare qualche altro video di Fly, perché sono un po' indietro col giro del mondo, purtroppo Medi non lo sento neanche più per telefono, adesso vediamo un po' come fare, intanto comunque con la piada, col sub continuo i video. Niente raga, spero se sto blog sia stato decente, io è il mio primo blog, quindi sì, che poi non so se si chiama blog o vlog, non so neanche capito un cazzo. E niente, adesso magari ne farò uno al mese e così, ecco, magari devo trovare qualche argomento interessante. Raga, alla prossima, ciao! Viva il sub, viva la piada!